conto alla rovescia a 0 per la seconda prova del campionato europeo gruppo Orogel 2021. Sono 11 i partecipanti come nella prima prova. Favoritissimo Vernissage Griff, 1 Actic DL, 2 Usain Toll, 3 Nightbroad, 4 Dumbo, 5 Vernissage Griff, 6 Vesna. Seconda fila 8 General Bianco, 9 Arnascam, 10 Demos Racing, 11 Toscarella, 12 Verdon VF. Autostar che entra in addirittura e si prepara a lanciare la seconda prova del campionato europeo. Nightbroad schizza al comando in 1 metro nei confronti di Attic DL, a largo subito Vernissage Griff che si fa posto allo scoperto mentre galoppa Arnascam e si ritrae Vesna. Nightbroad in vantaggio, Vernissage Griff che punta in avanti, in mano Konrad Lugauer, insiste Vernissage Griff che ottiene il prego si accomodi. Dopo 250 metri di corsa Vernissage Griff è già davanti. E si completa così il primo quarto di gara con Vernissage che lo passa in 28,2, Nightbroad in seconda posizione, Attic DL in terza a precedere General Bianco, mentre allo scoperto è rimasto Usain Toll. I 600 metri di Vernissage Griff in 43,5 al passaggio davanti alle tribune. Il padrone della corsa è il Sauro di Gocciadoro. 850 metri per venire a concludere la seconda prova del campionato europeo e Vernissage Griff controlla dalla posizione migliore, quella di testa. Nightbroad in seconda posizione a precedere Attic DL, quindi General Bianco. Soffre allo scoperto Usain Toll, 58 per i primi 800, 1:12,7 il primo chilometro. Bada al sodo Alessandro Gocciadoro che non fa velocità, cerca di venire via dalle retrovie. Dumbo che trova l'anticipo da parte di General Bianco che va su Attic DL e cerca di portarsi a lato di Nightbroad a 400 dalla conclusione, 13,9 di là in vantaggio Vernissage Griff. Nightbroad che sembra volersi muovere dallo steccato, viene stampato lì da General Bianco. Attic DL sempre chiuso lungo la corda. La piegata finale con Vernissage Griff in vantaggio, 14,2 per la piegata. Nightbroad nella sua scia prova a spostare, Vernissage è in vantaggio, sta staccando nei confronti di Nightbroad. Vernissage Griff e Alessandro Gocciadoro rimboccano le coperte a Cesena e mandano tutti a nanna presto. Nightbroad è secondo, General Bianco chiude al terzo posto avanti ad Attic DL e agli altri. 1:54,2 sul mio cronometro il successo in percorso di testa per Vernissage Griff e Alessandro Gocciadoro che guida e allena il figlio di Varennes di proprietà di Gennaro Riccio, che ha avuto le 2 prove del campionato europeo forse più facili di sempre, andando davanti in entrambe, in una dall'8 nell'altra dal 5 e concludendo 2 percorsi di testa perfetti. Al secondo posto in questa prova è Nightbroad, al terzo c'è General Bianco che dovrebbe aver preso il secondo posto generale, al quarto Attic DL a precedere il 10 di Demos Racing a completare il marcatore di questo campionato europeo edizione 2021 che va ancora una volta a casa Gocciadoro per la 4ª volta consecutiva. Alessandro Gocciadoro vince il campionato europeo.